Inceneritore addio, la regione ha deciso, l'impianto che doveva sorgere a Bonisiolo non si farà, ormai è solo una paura passata per i cittadini di Mogliano Veneto, un'area vastissima tra la provincia di Treviso e quella di Venezia, quella interessata dalla ricaduta delle polveri e dalle emissioni del maxi inceneritore, un territorio che avrebbe compreso i comuni di Mogliano Veneto, Marcon, Quarto d'Altino, Casale sul Sile e Preganzeol, ma il nuovo piano regionale non prevede la costruzione di nuovi impianti, ma il potenziamento di alcuni già esistenti, e i comuni chiedono a Un'Industria Treviso che nel 2008 aveva presentato il progetto di fare un passo indietro. Chiediamo che Un'Industria ritiri l'impianto proprio perché non può andare avanti e che ci metta una pietra tombale sopra a questa mega struttura che avrebbe bruciato 250.000 tonnellate annue di rifiuti. Una mobilitazione che dura da anni, quella dei cittadini contro l'inceneritore, una battaglia ecologica che oggi festeggia un grande successo. Una grande vittoria politica, principalmente politica, che è partita dal basso con l'aiuto di tanti sindaci, di comuni che sono messi insieme e di una provincia e una regione che hanno ascoltato il territorio. E i comuni hanno presentato alla regione le loro osservazioni sul piano regionale. Nel piano regionale manca assolutamente qualsiasi forma di incentivo alla riduzione a monte dei rifiuti. Oltre a mancare, questo è veramente un aspetto sul quale auspico che la Regione Veneto e il Consiglio regionale intervenga, manca una valutazione dell'impatto sulla salute. Ora la parola passerà al Consiglio regionale che dovrà approvare il piano adottato dalla Giunta.